Una notizia esplosiva ha appena scosso la notte di Napoli. E i tifosi del nostro amato Napoli sono già in allerta totale. Scontro, siamo tornati con un altro aggiornamento imperdibile, portando informazioni freschissime e dirette dai retroscena del club. Come sempre, il nostro impegno è tenerti un passo avanti, con tutto ciò che accade nell'universo azzurro. Prima di entrare nel tema che sta lasciando tutti a bocca aperta, lascia il like. Iscriviti al canale e attiva la campanella, perché quello che arriva ora promette di scuotere, e molto. Il mercato del Napoli. Palla da calcio fuoco. Il protagonista del momento è Antonio Nusa. Il talento norvegese che ha segnato un gol spettacolare nel pareggio per 1-1 tra Italia e Norvegia. A San Siro. Una conclusione precisa, potente e piena di personalità, che ha riacceso immediatamente l'interesse della dirigenza napoletana. Non è una sorpresa, Giovanni Manna, direttore sportivo del club, è dichiaratamente innamorato del calcio di Nusa. Dalla scorsa estate segue da vicino l'attaccante classe 2005, ammirandone la velocità, le accelerazioni devastanti e soprattutto la freddezza davanti alla porta. Qualcosa che ha dimostrato ancora una volta segnando contro Donnarumma. E ora nasce la domanda che circola nei retroscena: Manna starebbe pensando a uno scambio con il RB Lipsia? Il club tedesco ha già mostrato interesse per alcuni giocatori del Napoli. E i buoni rapporti tra le due dirigenze potrebbero, in teoria, facilitare future conversazioni. Per Nusa, Napoli rappresenterebbe uno scenario ideale, una squadra che punta sui giovani. Un allenatore come Conte capace di valorizzare i talenti offensivi e un ambiente in cui avrebbe spazio per crescere senza pressione eccessiva. Il punto chiave è che Nusa incarna perfettamente il profilo che il Napoli sta cercando: giovane, esplosivo, versatile, forte nell'uno contro uno e capace di creare vantaggio dal nulla. Il suo stile ricorda quello degli esterni moderni che uniscono velocità e intensità fisica, caratteristiche fondamentali per il modello di gioco di Antonio Conte. Al momento non esistono trattative ufficiali, ma la prestazione del norvegese a San Siro ha semplicemente confermato ciò che Manna già sapeva. Questo ragazzo ha qualcosa di speciale. Se il Napoli riuscisse a cogliere un'opportunità di mercato a gennaio, o anche in estate, un nome come quello di Nusa potrebbe tornare con forza sul tavolo. E ora vogliamo sentire te, tifoso azzurro, approveresti l'arrivo di Nusa al Napoli? Pensi che sarebbe il sostituto ideale per alzare il livello dell'attacco partenopeo? Lascia la tua opinione qui nei commenti e partecipa alla discussione. E ovviamente, se ti è piaciuto questo aggiornamento esclusivo, non dimenticare di sostenere il canale con un super thanks, cuore blu fuoco ci aiuta tantissimo a continuare a portarti le notizie più calde sul nostro amato Napoli. Forza Napoli sempre!